La Nuorese che si presenterà ai blocchi di partenza del campionato di eccellenza è quasi fatta. Alla conclusione della campagna acquisti manca solo l'ingaggio di un difensore centrale che affianchi Bruno Frongia. Poi per il resto si attenderanno i primi responsi del ritiro precampionato che inizierà a Nuoro il 18 agosto e le prime uscite in Coppa Italia. Ieri intanto la società del presidente Michele Artedino ha chiuso l'ingaggio di Alessandro Alessandri, 33 anni, centrocampista pugliese con una grandissima esperienza maturata sui campi della Serie C1 e C2, ma anche della Serie D, con un passaggio in Serie A all'Inter nel 2000. Un metronomo di centrocampo in grado di dettare i ritmi del gioco verde-azzurro e sfruttare le doti di dinamismo delle punte e dei laterali. Un uomo di esperienza in grado di guidare i tanti giovani che sono arrivati dal Cagliari e i nuoresi che sono stati confermati. Un giocatore che si sposa bene con le caratteristiche di Lepore, Pitta e Coco, in grado di portare alla Nuorese una storia calcistica fatta di grandi battaglie in giro per l'Italia, per far crescere e maturare tutto l'ambiente. L'asse portante della squadra che sta costruendo l'allenatore Bernardo Mereu è di grande spessore. Si parte dal portiere Deliperi, si arriva al difensore centrale Frongia, si passa per Alessandri fino ad arrivare al terminale offensivo Luca Balzano che, se confermerà la media realizzativa degli anni scorsi, farà divertire il pubblico nuorese e non solo. La società sta facendo tutto il possibile per riportare la Nuorese ai vertici del calcio sardo. La squadra, ma il giudizio definitivo lo darà il campo, è tra le meglio attrezzate dell'eccellenza per tentare il salto di categoria, per ottenere il quale serve la spinta decisiva del pubblico. Quel mitico 12° giocatore in campo che il Frogheri ha dimostrato di essere in passato e che negli ultimi anni si è un po' perso. Questo è l'anno giusto per far ritornare ad essere il vecchio quadrivio un fortino imprendibile su cui costruire le prossime vittorie.